un podio, poi vedremo su che gradino salirà Busà, e dunque soddisfazione, preparazione atletica fondamentale, ma c'è anche la preparazione psicologica che è altrettanto importante. Partiamo da qui insieme alla dottoressa Fortunata Pizzoferro, vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, ma anche coordinatrice della consulta della psicologia dello sport. Ben ritrovata, dottoressa. Buongiorno. Allora, prima di entrare nel merito proprio anche della consulta nata da pochissimo, una battuta su questa straordinaria corsa dei nostri atleti azzurri. Si parla spesso dell'importanza della preparazione atletica, che è fondamentale preparare il fisico, ma sappiamo come poi anche la mente sia altrettanto fondamentale per affrontare poi delle prove così importanti, perché lo stress fisico è accompagnato anche dallo stress psicologico di sentirsi il peso di dover arrivare a quel podio e a quella medaglia. Sì, io ho seguito, devo dire, con interesse queste Olimpiadi più dal punto di vista delle storie dei vari atleti che dal punto di vista tecnico, sportivo, che non mi compete. Ed è stato veramente bello vedere come diversi atleti hanno puntato l'attenzione sulle diverse vicissitudini che hanno dovuto affrontare per pregressi infortuni. Abbiamo visto la storia di Tamberi, la storia di Vanessa Ferrari, il bisogno di saper gestire questi momenti d'arresto, di saper gestire anche l'ansia di salire molto in alto in un podio, come abbiamo visto nel caso di Simone Biles. Pensiamo che quando si arriva sul gradino più alto la difficoltà di vedere davanti a sé solamente la possibilità di cadere, e quindi è particolarmente importante per gli atleti imparare a gestire sia la sconfitta che la vittoria. Allora, dottoressa, ho detto lei essere coordinatrice della consulta della psicologia dello sport, una neonata consulta che nasce con che obiettivi? Beh, intanto è un grande privilegio per me essere coordinatrice della consulta, dove cerco solamente di fare da ponte tra le diverse competenze degli esperti del settore. È stato tra l'altro una fortunata coincidenza, perché ovviamente quando si crea qualcosa in un ente pubblico non lo si fa dall'oggi al domani, e quindi era in preparazione prima, ma il caso ha voluto che la consulta si fosse insediata proprio nella settimana delle Olimpiadi. Infatti il primo incontro c'è stato il 27 luglio ed è nato comunque nella mente dei consiglieri dell'ordine con l'intenzione di mettere in rete le diverse competenze appunto dei maggiori esperti di psicologia dello sport in Veneto. Quindi abbiamo la fortuna di ospitare all'interno accademici, presidenti di associazioni di psicologia dello sport e comunque tutti professionisti che in particolare da anni si occupano di questa materia. E tra gli obiettivi c'è soprattutto quello di far conoscere la figura dello psicologo dello sport nella popolazione che non è solamente quella degli atleti, delle federazioni sportive, delle società sportive, ma anche quello delle famiglie, dei genitori, dei piccoli atleti in erba. Ricordiamo che lo sport fa parte della vita dei bambini e dovrebbe far parte del percorso evolutivo dei bambini. Ci sono figure come quelle degli allenatori, dei coach, che sono dei veri e propri educatori, e le squadre sono vere e proprie famiglie all'esterno della famiglia. Quindi è particolarmente importante che anche in questo settore l'aspetto psicologico della crescita evolutiva dei bambini, oltre all'accompagnamento degli atleti appunto nei momenti più impegnativi, veda la figura di una professionista. È anche importante, mi permetto di dirlo da genitore che ha vissuto sulla propria pelle quello che significa vedere il proprio figlio giocare magari all'interno di un gruppo, quindi di una squadra, che poi sia di calcio e vedere come tra genitori ci sia anche un approccio alle volte non costruttivo nell'incitare il proprio figlio o nel denigrare l'avversario. Probabilmente lo psicologo potrebbe tornare utile per l'atleta, ma anche per la famiglia, soprattutto quando si parla di bambini, nell'approcciarsi nel giusto modo a quella che è una esperienza sportiva che non sempre può sfociare o deve sfociare in una carriera sportiva. Spesso nel proprio figlio si riversano quelle che sono le nostre aspettative e poi magari in modo poco costruttivo. Certo, mi piacerebbe dire che lo psicologo dello sport fa
proprio parte del team. Il team è intesa non solo come squadra, ma è anche qualcuno che affianca l'allenatore e quindi affianca le famiglie, nel poter confrontarsi, nel poter cogliere anche dei segnali di disagio in maniera precoce, ma anche nel poter intervenire nelle dinamiche di gruppo, nel poter insegnare come favorire la comunicazione e lo stare meglio in gruppo. Tra l'altro lo psicologo dello sport, che si occupa non solo di prestazione, ma si occupa anche di disagio dell'atleta e di miglioramento della performance, mi sembra anche una figura che può rappresentare proprio il modo in cui lo psicologo in generale, anche dal punto di vista clinico, sta al fianco delle persone. Non è mai qualcuno che fa al posto di. Molto spesso le persone hanno paura di andare dallo psicologo perché dicono: dovrei farcela da solo, devo mostrarmi forte, ma comunque ce la fai sempre da solo. Lo psicologo è solo una persona che ti sta a fianco per darti degli strumenti. Ai ragazzini, pensiamo proprio ai più giovani che si approcciano ad uno sport, qual è il messaggio da far arrivare nell'affrontare poi anche delle sfide, che può essere la partita, il campionato, che può essere anche la gara, pensiamo magari all'atletica? Qual è il giusto messaggio da dare? La vittoria o, come diceva il buon De Coubertin, partecipiamo, è questo l'importante, non tanto la vittoria quanto il partecipare, l'esserci, il mettersi alla prova? Beh, è importante il partecipare, ma un atleta, uno sportivo ha comunque in mente un obiettivo ed è giusto che abbia in mente questo obiettivo. Io devo dire che ho molto apprezzato negli ultimi periodi, negli eventi sportivi che abbiamo visto, non solo le Olimpiadi, ma in precedenza anche i campionati di calcio, quanto si sia posta l'attenzione su alcune variabili anche relazionali, lo spirito di squadra. Per esempio ricordo un giocatore che si è infortunato al tendine e che è rimasto insieme alla sua squadra. Quanto si è posta l'attenzione anche sulle sconfitte dalle quali ripartire con motivazione e con cura per poi arrivare a una grande vittoria. Quindi un messaggio che io vorrei far passare in particolare ai piccoli atleti è l'importanza della cura degli obiettivi, che non è una semplice devi fare fatica o devi soffrire, perché in realtà se credi in un obiettivo non è una sofferenza, ma è il bisogno di stare con costanza e prendersi cura dei propri obiettivi, che è un po' quello che dobbiamo fare anche con le persone, no? Prenderci cura delle persone richiede motivazione, costanza e presenza. Spesso sentiamo parlare di mental coach in determinate situazioni e spesso si confonde con la figura dello psicologo, sono due figure diverse. Allora, lo psicologo è un titolo riconosciuto, quindi lo psicologo dello sport è poi in particolare un titolo riconosciuto di una persona che, oltre ad aver fatto il suo percorso di laurea e di specializzazione in psicologia, poi si indirizza in particolare ad approfondire l'ambito dello sport. Il titolo di mental coach in sostanza non esiste perché non è un titolo riconosciuto, quindi anche io e lei potremmo definirci mental coach. Per questo è importante che quando ci affidiamo a una persona che dovrebbe gestire in generale la nostra salute e il nostro benessere, verifichiamo effettivamente, al di là magari di un titolo spendibile a livello pubblicitario, qual è la vera formazione sottostante. Abbiamo visto la vittoria della nazionale italiana agli europei di calcio, stiamo assistendo, avete visto, a questo record di podi per quanto riguarda i nostri atleti impegnati a Tokyo. Diciamo che lo sport può diventare un modello per i ragazzi, ancora di più di fronte a queste vittorie. Possiamo pensare che magari tanti giovanissimi ancora incerti su a quale sport approcciarsi in vista del ritorno da settembre, sappiamo che poi anche le attività sportive riprendono di pari passo con la scuola, potrebbero proprio avvicinarsi magari, che ne so, all'atletica, dalla quale sono arrivate soddisfazioni immense dalle Olimpiadi. Il calcio, ma il calcio ormai sappiamo essere, insomma, se chiedi ad un bambino cosa vuoi fare, lui ti dirà sempre voglio fare il calciatore. Quindi insomma diciamo che potrebbe diventare proprio un modello da seguire, un modello pulito, bello da seguire, quello dello sport. Sì, beh, come si dice da centinaia e centinaia di anni, mente sana in corpo sano, e quindi è sicuramente importante che i bambini possano trovare uno spazio per lo sport nella loro vita, e mi sembra importante appunto il messaggio che è
sta sempre più passando del fatto che lo sport non è semplicemente movimento, ma è benessere psicofisico, è anche educazione alla relazione, è educazione anche alla gestione delle emozioni, dell'ansia, della concentrazione. Tutto ciò che io posso apprendere in ambito sportivo mi può essere utile anche per perseguire i miei obiettivi in tutti gli altri ambiti della vita, quindi anche nel lavoro, anche nello studio. Io penso che dobbiamo aiutare i bambini anche ad integrare questi diversi aspetti della vita e per questo non dovremmo mai porre il bivio su devi studiare oppure devi fare uno sport. I bambini devono imparare a gestire in maniera equilibrata entrambi questi ambiti della loro vita senza dare un peso superiore all'uno o all'altro, perché sono entrambi fondamentali per una crescita equilibrata e armoniosa. Sport che, come ha detto lei, significa anche salute. Stiamo parlando purtroppo di questo virus, di malattia, di sofferenza da tanti mesi. È giusto anche parlare di salute, di benessere, e lo sport è questo veicolo importante. Sì, infatti, come le dicevo, l'idea della consulta, che tra l'altro si chiama dello sport, del benessere e dell'esercizio fisico, era nata nei mesi precedenti anche per una nostra esigenza di cominciare a parlare più di benessere, cioè della possibilità delle persone non solo di gestire le emergenze e di sopravvivere, ma anche del voler star meglio, perché lo psicologo è comunque una figura che interviene non solo quando c'è una sofferenza, ma anche quando c'è la volontà e la possibilità di stare ancora meglio. Molti degli aspetti della vita sportiva ci insegnano in che modo io posso star meglio, per esempio anche accettando a volte i limiti di una situazione e in che modo all'interno di quella situazione io posso comunque perseguire gli obiettivi. Si diceva prima, anche nonostante alcuni stop dovuti alla malattia, abbiamo visto atleti che hanno raccontato di aver avuto il Covid, di aver avuto la mononucleosi, malattie che gli hanno impedito di fare un percorso molto facile e lineare, eppure sono riusciti a mantenere la loro motivazione e a continuare ad andare avanti per perseguire l'obiettivo finale. Quindi direi che questo ci può insegnare che se insieme, tutti insieme come una squadra, riusciamo a gestire le regole e a collaborare, sicuramente riusciremo ad arrivare ad un benessere maggiore per tutti. Lei prima giustamente diceva scuola e sport possono convivere, è giusto che i ragazzi organizzino il proprio tempo in modo da far convivere queste cose. E penso anche che possa essere lo sport un mezzo per portare fuori da casa i ragazzi che con i lockdown si sono ritrovati per forza chiusi e hanno trovato delle alternative. Pensiamo ai videogiochi ad esempio, o comunque alla televisione, il tablet, insomma la tecnologia che ha sostituito quella che era la socialità all'aria aperta. Lo sport può essere un modo per portare fuori da casa i ragazzi e riportarli a quella socialità che è venuta meno per tanto tempo. Beh, tra l'altro nei periodi di più stretto lockdown lo sport è stato praticamente l'unico motivo per alcuni ragazzi per poter uscire, perché chi comunque faceva agonismo, pur nel rispetto di regole molto stringenti, ha avuto un motivo per uscire che invece i ragazzi che non avevano un'attività fisica non hanno avuto, e quindi hanno passato settimane e settimane in casa senza vestirsi. Quindi questo ci dà l'idea di quanto sia appunto fondamentale lo sport e quanto sia anche importante magari per i comuni investire nella possibilità che i bambini nel loro comune possono avere una scelta, una variabilità di sport e anche poter avere magari un sostegno economico per le famiglie per poter continuare a fare lo sport. Penso anche sia importante insegnanti delle scuole e allenatori delle squadre sportive che abbiano dei momenti di confronto, anche dei momenti di formazione comune, perché ognuno è sicuramente esperto nel proprio campo, ma non può essere esperto di qualunque cosa. Quindi quando io mi occupo di un bambino dal punto di vista della crescita evolutiva e psicologica non sarei mai un esperto della tecnica dello sport. Allo stesso modo un allenatore di una squadra sportiva sarà sicuramente un'ottima figura di riferimento, ma può fare ancora meglio, ancora di più se ha anche degli strumenti, la possibilità di interagire con chi si occupa dell'aspetto invece più relazionale di maturazione psicologica. Quindi dobbiamo aspettarci adesso all'interno delle società sportive di qualsiasi tipo, insieme alla figura dell'allenatore, del fisioterapista, anche la figura dello psicologo, ed è importante questa figura proprio per completare quella che è la preparazione di un atleta che sia poi il futuro campione che vedremo poi gareggiare a livello internazionale, ma che sia anche semplicemente il bambino che vuole divertirsi con quello sport che ama tanto. Beh, sicuramente questo è un obiettivo che come
come ordine ci siamo posti, quello di creare maggiori sinergie e relazioni anche con le federazioni sportive, con le società sportive, per poter sensibilizzare sull'importanza della presenza dello psicologia dello sport in ogni settore, anche giovanile, non solo ad alti livelli. Penso che insieme, mettendo appunto a sistema le energie, potremmo maggiormente far capire quanto è importante la presenza di una figura professionale all'interno di un percorso di vita che accompagna bambini, adolescenti e poi atleti per un bel pezzo del loro cammino. Siamo pronti noi cittadini ad accettare questa figura? Glielo chiedo perché prima lei diceva spesso una persona in difficoltà non si approccia allo psicologo perché dice voglio farcela da sola, ma anche perché magari c'è un timore di spogliarsi, diciamo così, di manifestare ad altri le proprie fragilità. Ecco, secondo lei anche le famiglie potranno ben vedere una figura dello psicologo all'interno di una società nella quale gioca o insomma si trova il proprio figlio o figlia? Io vedo che c'è sempre molta più richiesta anche da parte delle famiglie di qualcuno che li aiuti a gestire le tematiche dell'infanzia e della prima adolescenza. C'è sempre maggiore sensibilità rispetto all'importanza del trattare gli aspetti psicologici all'interno della propria vita. Solo un paio di giorni fa ho sentito un'intervista in cui Federica Pellegrini raccontava del suo impegno, no, come nuovo membro del Comitato Internazionale, proprio incentrato sul stare vicino agli atleti e occuparsi della salute psicologica dell'atleta. Quindi penso che sia un tema che sta entrando sempre più nella vita delle persone, quindi le resistenze che magari incontravamo maggiormente anni fa e anche un certo pregiudizio rispetto alla figura dello psicologo che veniva accomunato appunto solo allo stare male, alla depressione, all'ansia, è ormai sdoganato come allenatore comunque della tua salute mentale. Quindi lo sport a 360 gradi, il benessere quindi psicologico, poi anche il benessere legato all'alimentazione, ad una giusta alimentazione, cioè essere sportivi in modo completo, quindi non solo con la forma fisica. E questo è un po' quello che è il futuro, ecco, dello sport, e appunto da Tokyo ci sta arrivando questa immagine qui. In qualche modo può essere d'aiuto sentire le storie che lei anche in qualche modo ha toccato dei vari atleti con le loro vicissitudini, le loro difficoltà, i loro ostacoli, ma capire che se si crede in un obiettivo lo si può raggiungere, come nella vita d'altronde. Allora, se si crede in un obiettivo sicuramente si può impiegare le proprie energie con il desiderio di raggiungerlo. Poi sarebbe un po' semplicistico dire che qualunque obiettivo si raggiunge, ecco, non voglio sarebbe bello, sarebbe un sogno, bisogna rimanere con i piedi per terra, ha ragione. Sogni, ma credo che passare la propria vita ad inseguire un obiettivo che ci fa star bene è comunque qualcosa che ci dona la felicità. Poi non so dove arriveremo, forse ci troveremo da qualche altra parte. Per esempio, ecco, mi viene in mente che ho letto una storia, ora non posso garantire che sia vero questo aneddoto, ma mi sembra di aver letto che Marcel Jacobs abbia iniziato come saltatore in lungo. Sì, confermo questo. Vero. Sì. Quindi inizialmente è stato quasi una scelta di ripiego fare il 100 metrista, quindi abbiamo visto che a volte abbiamo dei sogni iniziali e poi la vita trasforma questi sogni in qualcosa di diverso. Anche questo è un messaggio importante, non dobbiamo fossilizzare e rendere i sogni qualcosa di materico, qualcosa scolpito nella pietra. Anche i sogni possono evolvere nel tempo, l'importante è mantenere la capacità di sognare. Assolutamente sì, sognare è l'unica cosa che nessuno ci può portare via, ha ragione. Io ringrazio davvero tantissimo la dottoressa Fortunata Pizzoferro, vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto e coordinatrice della consulta, di questa neonata consulta, e vedremo quella che sarà l'evoluzione anche all'interno delle nostre società, perché è importante insomma che ci sia attenzione anche non solo per il corpo ma anche per la mente, per affrontare al meglio qualsiasi sfida, qualsiasi anche difficoltà che la vita ci pone davanti. Grazie davvero dottoressa e a presto. A lei, alla prossima. E noi andiamo avanti con